C'era una volta, tanto tempo fa, un uomo chiamato Eliseo che viveva nella terra di Israele. Eliseo era un profeta, un uomo che parlava con Dio e portava i suoi messaggi al popolo. La sua vita era piena di miracoli e avventure straordinarie che mostravano la potenza e la misericordia di Dio. Eliseo iniziò il suo cammino come discepolo di un altro grande profeta, Elia. Un giorno, mentre camminavano insieme, Eliseo chiese a Elia di ricevere 2/3 del suo spirito, la parte riservata al figlio maggiore in una famiglia. Elia acconsentì e gettò il suo mantello su Eliseo, un gesto simbolico che significava che ora Eliseo avrebbe continuato il lavoro di Elia. Con il mantello di Elia, Eliseo divise le acque del fiume Giordano, mostrando al mondo che la sua eredità profetica era reale e potente. Eliseo era noto per i suoi miracoli. Uno dei primi miracoli che compì fu per una povera vedova che si trovava in una situazione disperata. I creditori minacciavano di portarle via i figli perché non poteva pagare i suoi debiti. Eliseo le disse di chiedere in prestito molti vasi dai suoi vicini e poi di riempirli con l'unico orcio d'olio che aveva in casa. L'olio continuò a fluire fino a riempire tutti i vasi, permettendo alla vedova di vendere l'olio e pagare i suoi debiti. Grazie a Eliseo, la famiglia fu salvata. In un'altra occasione, Eliseo incontrò una donna ricca di Sunem. Questa donna era molto gentile con lui e gli offriva sempre ospitalità. Eliseo, vedendo che non aveva figli, le promise che avrebbe avuto un figlio. La promessa si avverò e la donna partorì un bambino. Tuttavia, anni dopo, il ragazzo si ammalò gravemente e morì. La donna corse da Eliseo, che andò con lei e, con una preghiera, riportò in vita il bambino, restituendolo alla madre in lacrime di gioia. Uno dei miracoli più famosi di Eliseo fu la guarigione di un generale siriano chiamato Naaman. Naaman era affetto dalla lebbra, una malattia terribile. Sentendo parlare di Eliseo, decise di andare da lui per essere guarito. Eliseo non lo incontrò direttamente, ma già gli mandò a dire di lavarsi 7 volte nel fiume Giordano. Naaman, inizialmente offeso da questo semplice comando, alla fine obbedì e, immergendosi nel fiume, fu completamente guarito. Questo miracolo dimostrò che la grazia di Dio non conosce confini e si estende a tutte le persone giuste, indipendentemente dalla loro origine. Eliseo continuò a compiere molti altri miracoli, sempre mostrando la vicinanza e la benedizione di Dio verso chiunque avesse fede. Era un uomo umile e devoto, che viveva vicino a Galgala e guidava una comunità di profeti che vivevano una vita semplice e casta. Quando Eliseo morì, fu sepolto in Samaria, una città nella terra di Palestina. Anche dopo la sua morte, il luogo della sua sepoltura divenne un sito sacro, rispettato e venerato. Si racconta che persino i demoni avessero paura di avvicinarsi alla sua tomba, come scrisse San Girolamo. La vita di Eliseo è un esempio straordinario di fede, miracoli
e la costante presenza di Dio accanto a chi crede. La sua storia continua a ispirare e a emozionare chiunque la ascolti, ricordando che con la fede tutto è possibile. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.